La prima volta che ho letto la sceneggiatura di Gianluca è stata, come dire, abbastanza folgorante perché era una scrittura rara, come poche volte si leggono, molto teatrale ma in senso buono, perché spesso si dice che è una cosa teatrale per dargli un qualcosa di, come dire, sprezzante, ma che no. E per cui aveva una qualità antinaturalistica, aveva una qualità che non aveva nessun tipo di dialogo, un qualcosa di spiccio quotidiano, ma era sempre, teneva sempre una certa altezza. E però all'interno di questa c'erano nascoste, ben travestite, delle sottotrame che a me fece subito pensare, e glielo dissi a Gianluca, a un Disorient Express, dove appunto si agiva un giallo dentro a dei vagoni di un treno, una spy story molto politica, molto visionaria e abbastanza allucinatoria proprio nella qualità dei dialoghi. Per cui ho detto, qua si tratta di un'avventura coraggiosa, un'opera prima coraggiosa, strana, eccentrica, e perché non buttarsi a capofitto in un'opera del genere. Poi mi colpì molto l'incontro con Gianluca e ho sommato tutte le cose, si girava a Budapest, meglio di così. La modernità di Europa centrale sta proprio nella sua inattualità, secondo me, sia di messa in scena che di ricerca formale. Caso molto raro, secondo me, in un'opera prima italiana. Si evince, piaccia o no, si evince comunque una cultura cinematografica molto, molto approfondita. C'è un uso delle ottiche, un uso di certi stili ormai forse desueti, e quindi questa cosa la trovo moderna, perché io non so, alla parola moderna vorrei, come dire, significare anche non tanto contemporanea, ma moderno è anche quello che si differenzia da quello che c'è. Ripeto, non è un giudizio di qualità, questa cosa qua è fighissima, altre non lo sono, no. È però bello sentire, annusare che stai partecipando a qualcosa comunque di diverso, che poi possa andare come può andare, ma è qualcosa di sicuramente diverso. E, è già molto classico nel girare e al tempo stesso molto sperimenta tanto, però sotto c'è un tappeto di cultura cinematografica notevolissimo.